Buonasera a tutti, grazie per essere venuti nonostante la giornata calda. Avevo un gran sventagliare di fogli. Vi saluto tutti quanti. Io sono Cappello Nicola, sono un giornalista collaboratore del Resto del Carlino di Rovigo. Vi ringrazio dei clienti di Italia Nostra e WWF che mi hanno chiamato a moderare questo e Greenpeace, Allora, ci sono stati due convegni a favore della centrale, come abbiamo ben visto, hanno fatto molto clamore. Uno è stato fatto dalla CGL, dove ha partecipato anche il nostro amico Matteo Cerutti, e l'altro è stato fatto dalla CISL a Portotone. Due incontri pro centrale, ovviamente, due incontri dove il mondo politico ha puntato un dito creando, parliamo del mondo politico presente all'incontro, ha puntato un dito contro le associazioni ambientalistiche, identificandole come il nemico del lavoro, quando in realtà così non sono mai state. Mondo politico che non ha comunque dato delle alternative alla centrale, quindi la gente si ritrova a dover scegliere una centrale perché altri posti di lavoro purtroppo non ne hanno, e siamo qua per fare la nostra difesa per quanto riguarda le accuse del chat. Allora, si parlava di una centrale pulita, lo dicevano i politici, lo diceva il mondo politico, la classe dirigente, non lo diceva il tecnico, dove sono stato io, no. Si parlava di posti di lavoro, si parlava in fase cantieristica di 3.500 posti di lavoro a picco, si parlava prima di 700 posti di lavoro con la messa in funzione della centrale, poi siamo arrivati a 1.000. Si parla di un impatto ambientale inferiore, anche se vorrei ricordare che rispetto a una centrale metano ci sono delle ventoline che vanno avanti e indietro lungo il canale, quindi l'impatto ambientale non possiamo dire che sia inferiore. Come aveva ricordato l'amico Cerutti, nell'incontro con la CGL sono stati fatti dei patti territoriali siglati, dove nel 99 si parlava di riconversione a metano, non si parlava di certo di riconversione a carbone, visto anche il rigassificatore. Quindi io inizierei dando proprio la parola a Cerutti, che ha seguito anche il caso e ha portato insomma la vittoria dei due.